Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Pippo Baudo tornerà nella sua Militello in Val di Catania, una cittadina in lutto che attende i funerali del grande presentatore. Siamo stati nel paese etneo raccogliendo anche le parole della gente che gli è amica da sempre. A Roma, al Teatro delle Vittorie e la Camera Ardente, sono stati in 8.000 a rendere omaggio stamattina al re della televisione. Per Leo Gullotta, Pippo è stato il riscatto della Sicilia. La forza non sta nelle armi, no alla droga. I severi ammonimenti dell'arcivescovo Renna risuonano ancora dopo la festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Renna ha parlato anche di Catania, che sia più pulita, sicura e accogliente. A Naro, in provincia di Agrigento, il sindaco annulla il concerto del rapper Samuele Nisi. Nei suoi testi disprezzo per le istituzioni e l'esaltazione della vita criminale. Anche in Sicilia esplode il fenomeno della vacanza nei borghi, come Geraci Siculo, vicino a Palermo, un piccolo comune che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento di turisti. Calcio, il Palermo lavora per l'esordio in campionato al Barbera contro la Reggiana e il finlandese Joronen, prima scelta per la Porta al posto di Gomis. Coppa Italia di Serie C, il Catania eliminato a Crotone cercherà riscatto col Foggia in campionato, passa il Trapani, fuori anche il Siracusa. Di nuovo bentrovati, mercoledì a Militello in Val di Catania i funerali di Pippo Baudo. La cittadina si prepara ad accogliere il re della TV tanto amato. Siamo stati nel paese in lutto e abbiamo ascoltato le parole del sindaco, del parroco, ma anche dei tanti amici. Orazio Longo. Ancora poche ore e poi Pippo Baudo tornerà per sempre nella sua Militello in Val di Catania, la città che lo piange e dalla quale lui non si era mai staccato. Mercoledì i funerali si svolgeranno alle 4 del pomeriggio nella chiesa della Madonna della Stella. Già dalla mattina la Camera Ardente, presumibilmente dalle 8 fino alle 13. Lui ha iniziato in questa chiesa e nella sua chiesa ha voluto terminare il pellegrinaggio terreno. Perché lui qui ha iniziato intorno 7-8 anni a fare il chierichetto, quindi a servire la messa. Qui nei locali parrocchiali dove c'è un piccolo teatro ha iniziato la sua attività di presentatore, cantautore, musicista eccetera, e quindi ha voluto concludere la sua vita terrena dove è iniziata. Pippo Baudo era l'emblema della nostra terra, ricordano i suoi amici di gioventù. È un grande dispiacere perché ha perduto anche molto la nostra cittadina Militello, verso la quale lui è stato sempre affezionato e che non ha mai tralasciato di visitarla, di abitare qua per 15-20 giorni per riposarsi. Era sempre vivace come era il suo carattere, affettuosissimo come sempre, militellese, perché lui quando rientrava qua riprendeva la sua natura di autentico militellese. Un paese in lutto, dice il sindaco Burton. Paese di Pippo Baudo, non credo che ci siano altri luoghi in cui ci sia questa sovrapposizione. La città ha questo dolore profondo, quindi è un momento vero di sofferenza e quindi noi cercheremo di essere molto sobri. Quello che voleva Pippo rifiutava la retorica, le esteriorità eccessive. E sono state circa 8.000 le persone che dalle 10 di stamattina si sono recate al Teatro delle Vittorie a Roma per il commosso omaggio a Pippo Baudo. Fra i presenti anche tantissimi volti noti della TV, del teatro e dello spettacolo. Tonino De Mana. Lino Banfi che propone di intitolargli il Teatro delle Vittorie. Fiorello che, ironicamente, chiede di sostituire la statua del cavallo con quella di Pippo, Carlo Conti, che respinge con fermezza ed umiltà di essere il suo erede. E poi la commozione dell'ex moglie Ricciarelli, di Mara Venier, Massimo Lopez, ognuno dà il suo contributo ed un abbraccio sincero a Pippo Baudo, il re del sabato sera che se n'è andato proprio di sabato, facendo capire anche al destino che comandava lui, come sul palco. Ora che Pippo Baudo non c'è più, restano i ricordi, ma soprattutto è tangibile l'amore della sua gente, dei suoi colleghi, dei suoi amici e di quanti lo hanno conosciuto. Di buon mattino, intorno alle 8:30, il feretro arriva al Teatro delle Vittorie di Roma, luogo che lo ha visto tante volte protagonista, scelto dai familiari e dai vertici Rai per allestire la Camera Ardente. Aperta oggi dalle 10 alle 20 e domani dalle 9 alle 12. I funerali si terranno invece mercoledì alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, dove è nato e cresciuto e dove era iniziata la sua passione per lo spettacolo mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania, laurea che ha poi conseguito
pur non avendo mai esercitato la professione forense. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo per tutti è stato sempre Pippo, suo il record di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni. In tanti lo definivano semplicemente la televisione. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini e molti altri. Celeberrimo il suo "L'ho inventato io", come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse la sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un'epoca della televisione italiana, ma il maestro partito da Militello Val di Catania ha già preso i gradi di ambasciatore della sicilianità nel mondo. E adesso le parole e il ricordo di un altro catanese come Baudo, l'attore Leo Gullotta, che definisce il presentatore come il Manzi della TV. Ha rappresentato, aggiunge, anche il riscatto per la nostra isola. Ascoltiamolo. È giornataccia, è giornataccia. Se n'è andato un pezzo della nostra, di ognuno di noi, storia, un pezzo di televisione, di nazional popolare, di qualità, di eleganza, che ha saputo trasmettere non soltanto nel lavoro, con quello che desiderava e che ha desiderato sempre, la qualità, la professionalità, ma qua da noi in Sicilia diciamo che rappresenta anche e non solo il riscatto di ognuno di noi giovani, si fa per dire, di quello che siamo oggi, la qualità, l'eleganza, il suo Broadway fatto di grande talento. Ne ha scoperti tanti di talenti, ma era un po' il maestro Manzi della nostra televisione. Ciao Pippo, grazie di tutto. È polemica sulla nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale. A nominale è stato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Immediata la risposta di Palazzo d'Orleans, che procederà a impugnare davanti al Tribunale amministrativo il provvedimento, chiedendone la sospensione in via cautelare. Secondo la nota della Presidenza della Regione, la Tardino non ha i requisiti richiesti e con la Regione non ci sarebbe stata una preventiva intesa fra le parti. Un ragazzo di 23 anni, originario di Catania, è morto per le ferite riportate dopo un tuffo avvenuto nelle acque di Polignano a Mare, nel Barese in Puglia, da un'altezza di diversi metri. Il 23enne era nella regione per una vacanza con gli amici. Dopo l'impatto con l'acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico. Inutili i soccorsi. Si è conclusa ieri la festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Severi gli ammonimenti da parte dell'arcivescovo Renna contro le armi e la droga e per una città più accogliente e sicura. Adelaide Barbagallo. Dopo l'annuncio del Giubileo agatino, anno che chiama fedeli e cittadini a un rinnovamento morale e spirituale, a conclusione della festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, a Catania il duro richiamo dell'arcivescovo Renna ai genitori. Molti adulti lasciano i figli per strada, non li mandano a scuola, non gli danno un orario in cui si devono ritirare. Non possono diventare genitori a 15 anni, è colpa di voi adulti. Non vedo più nomi cristiani, ha fatto notare Renna, basta con nomi di attori di fiction e personaggi discutibili, che i ragazzi crescano puri e forti, ma la forza, ha detto l'arcivescovo, non è quella dei muscoli e delle armi. Se qualcuno ha delle armi a casa sua, non è questo il luogo in cui doveva venire stasera. Perché questa gente Sant'Agata la detesta. La fortezza è quella che sa dire di no alla violenza, alla droga, alle armi. L'altro pressante invito ai politici, agli amministratori, agli imprenditori, a chi si occupa di cultura. Via gli interessi personali, via le lotte intestine,
via tutto ciò che ha frenato lo sviluppo di questa città. Che Catania sia più pulita, sicura e accogliente. L'appello ai ragazzi, Sant'Agata sia amica della vostra giovinezza. Ai sacerdoti e agli educatori l'invito a dedicare loro del tempo. Tra sventolio di fazzoletti, messe, canti e processioni va in archivio un'edizione storica. Una festa che Antenna Sicilia, Telecolor e siciliaweb.it hanno trasmesso in diretta in tutte le sue fasi. A Palermo la polizia ha arrestato un uomo che ha aggredito l'ex moglie e la suocera e ha ferito a coltellate il nuovo compagno. L'aggressore è accusato di tentato omicidio aggravato. A Naro, in provincia di Agrigento, il sindaco annulla il concerto di un rapper diciottenne. Nei suoi testi l'esaltazione della vita criminale e il disprezzo per le istituzioni. Davide Sardo. Un rapper che inneggia alla criminalità non salirà sul palco di Naro. È stata annullata all'ultimo momento l'esibizione di Samuele Nisi, 18 anni, originario di Siracusa, che avrebbe dovuto tenersi questa sera in piazza Garibaldi. La decisione è arrivata direttamente dal sindaco Milko Dalacchi, che non usa mezzi termini. Non è una persona gradita, ho contattato l'associazione che lo aveva invitato ed è stato subito congedato. Il giovane artista, molto seguito sui social, negli ultimi video pubblicati su YouTube, ha esaltato soldi facili, vita criminale, omertà e disprezzo per lo Stato e le forze dell'ordine, arrivando a rendere omaggio a una nota famiglia criminale di Latina, i Di Silvio. Un contenuto inaccettabile, sottolinea il primo cittadino, che ribadisce: se ci fossero state insistenze avrei bloccato io stesso la serata. Il concerto era stato proposto da un'associazione impegnata nell'accoglienza di minori stranieri, ma l'amministrazione comunale prende direttamente le distanze. Il patrocinio era per la discoteca sotto le stelle, non certo per spettacoli che diffondono messaggi contro la legalità, chiarisce Dalacchi. Così nella piccola cittadina barocca la musica è stata fermata prima ancora di iniziare. A Sciacca, nell'Agrigentino, 10 cani vivevano rinchiusi in una cisterna. A scoprirlo è stata la polizia municipale. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali. Tutti i cani erano ammassati in uno spazio ristretto e in pessime condizioni. Cambiamo argomento, è una tendenza ma anche la scoperta di un turismo diverso. Sempre più famiglie preferiscono trascorrere le vacanze nei borghi, numeri in aumento soprattutto in Sicilia. Un esempio è Geraci Siculo nel Palermitano. Marco Gullà. Un paesaggio da favola, un paesaggio da vacanza, no al mare, no alla montagna, no alla campagna, sì al borgo. I turisti che preferiscono infatti trascorrere le proprie ferie immersi nei borghi italiani sono in aumento e negli ultimi anni la Sicilia si è confermata terra di forti tendenze in questa fetta di turismo. Qui siamo a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, un borgo di 1600 abitanti incastonato nelle Madonie, natura, cibo, cultura e arte, quello che cerca molti turisti per staccare dalla quotidianità. Abbiamo avuto un incremento negli ultimi 5-6 anni, un incremento di turisti di circa il 190% e i turisti chiedono degli aspetti specifici che solo i borghi italiani possono dare. La nostra attrazione più forte è quella di rendere la possibilità di vivere il borgo, di far toccare con mano ai nostri visitatori, ai nostri ospiti la vita vera all'interno di un borgo. Il vicolo fiorito, la famiglia che ti apparecchia una tavola con prodotti che sanno di casa, l'albergo diffuso, Keywords della vacanza in un borgo. Il senso di pace ti inebria, è una sensazione fantastica, ti affacci e sei veramente nell'ombelico del mondo, vedi tutto quello che è quella parte della Sicilia che i nostri occhi non sono più abituati a vedere, quindi perché non venire? Tranquillità e poi io vengo da tantissimi anni ormai qui e quindi mi trovo bene, c'è il fresco. Un turismo che cresce e anche molti stranieri decidono di trascorrere parte delle loro vacanze nei borghi italiani. E continuiamo a parlare di vacanze e di turismo, ma in un'altra ottica. A Taormina la Proloco torna a proporre gli ingressi a numero chiuso nei momenti di maggior afflusso in centro. Francesco Triolo.
A Taormina si fanno ancora i conti sulla marea di turisti che ha affollato la perla dello Ionio negli ultimi giorni, una situazione che a tratti è diventata anche complicata da gestire per via delle tante persone che si sono ritrovate sul corso Umberto. Così è tornato d'attualità il tema del numero chiuso degli accessi a Taormina, soprattutto ad agosto e nei momenti clou della stagione turistica, in occasione ad esempio degli spettacoli al Teatro Antico nelle 2 settimane a cavallo proprio di Ferragosto. La proposta è della Proloco di Taormina, presieduta da Sergio Spadoni, che da anni ha sposato l'idea del numero chiuso e dell'opportunità di spostare le manifestazioni di grande richiamo in un periodo di meno affluenza turistica. La nostra non vuole essere sicuramente una crociata, ma è un invito agli organi gestori istituzionali competenti che possono e che debbono calmierare un pochino questi afflussi e quindi evitare, ove possibile, la presenza e la partecipazione di questi eventi in quel periodo particolare. La pagina dello spettacolo al Teatro dell'Efebo di Agrigento è andato in scena Notturno Pirandelliano, protagonista e regista Corrado Tedeschi, il servizio di Davide Sardo. È un viaggio intenso tra vita, identità e attesa, quello che ha emozionato il pubblico del Teatro dell'Efebo ad Agrigento. In scena Notturno Pirandelliano, dittico che intreccia 2 grandi capolavori di Luigi Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca e All'uscita. Un allestimento sobrio e intimista dove silenzi, ombre e una luce essenziale hanno disegnato un paesaggio dell'anima, rendendo protagonisti tanto la parola quanto l'interpretazione degli attori. A vestire i panni dell'uomo dal fiore in bocca, Corrado Tedeschi. È un testo talmente perfetto che non va assolutamente recitato, va solo accompagnato, perché poi tutto il resto l'ha fatto Pirandello. Io credo che, io ero anche amico di Dino Risi, uno dei più grandi registi della nostra storia, che mi diceva che secondo lui è il più grande monologo, che nasce come dialogo ma poi diventa monologante, il più grande monologo che sia mai stato scritto. E quindi io mi avvicino a questo, ogni volta, lo faccio da 25 anni, mi avvicino con tutto il rispetto possibile e immaginabile, perché è un gioiello assoluto. Lo spettacolo rientra nel cartellone della settimana pirandelliana, 36esima edizione, confermando ancora una volta l'attualità senza tempo del drammaturgo agrigentino. Altro successo, questa volta a Taormina, nel come sempre meraviglioso scenario del Teatro Antico, dove è andata in scena La Traviata di Verdi. Ce ne parla Adelaide Barbagallo. La storia di Alfredo e Violetta nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, con la regia di Enrico Castiglione. Ad interpretare la protagonista di Traviata, inserita in quella che può essere definita la trilogia popolare di Giuseppe Verdi, è il soprano Besa Luigi. Ad interpretare Alfredo il tenore Raffaele Abete, in sostituzione dell'indisponibile Pablo Karaman. Gangson Kim era Germond, spalti strapieni e 10 minuti di applausi alla fine. Convincente la scenografia con un cuore formato tutto da camelie. Orchestra diretta a Stefano Vignati e coro Vincenzo Bellini da Pietro Valguarnera. In scena anche il corpo di ballo Coreos. Adesso una pausa per noi, ci ritroviamo fra poco con lo sport. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale, lo sport, il calcio, con il Palermo che lavora per l'esordio in campionato con la Reggiana. I rosanero, dopo aver battuto in Coppa, seppure ai rigori, un avversario di A come la Cremonese, vogliono essere in prima fila per la conquista della massima serie. Marco Gullà. È la settimana che porta all'esordio in campionato. Sabato al Barbera il Palermo taglia il nastro del suo torneo giocando contro la Reggiana. I rosanero, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Cremonese, adesso vogliono iniziare nel migliore dei modi il campionato. Sarà probabilmente ancora Francesco Bardi a difendere la porta dei siciliani. Una squadra forte, rodata, ma noi dobbiamo
avere questo spirito e lottare su ogni pallone. Il mister già dall'inizio ci ha detto che la cosa più importante è il sacrificio, noi oggi l'abbiamo attuato e sono convinto che con questa attitudine possiamo toglierci delle soddisfazioni. DS Osti è comunque al lavoro per rimpiazzare l'infortunato Gomis. In pole c'è Joronen svincolato e già disponibile ad accettare il Palermo. In arrivo c'è anche il difensore Veroli, si attendono solo gli ultimi passaggi prima del comunicato ufficiale. I rosa così avranno il vice Ceccaroni senza andare a occupare slot over. Con Veroli e Joronen il mercato del Palermo si potrebbe considerare virtualmente chiuso, ma ci potrebbero essere ulteriori movimenti prima della fine della sessione. Parliamo adesso della Coppa Italia di Serie C con l'eliminazione immediata del Catania e del Siracusa. Solo il Trapani ha superato il turno. Adesso pensiero all'esordio in campionato. I rossazzurri giocheranno al Massimino con il Foggia, il servizio di Francesco Triolo. Non è stato il Catania brillante che la società e Mimmo Toscano immaginavano. I rossazzurri hanno salutato la Coppa Italia di Serie C contro un Crotone appena sufficiente, con 7 assenti, stesso 11 dell'amichevole di domenica scorsa al Massimino. I rossazzurri pagano dazio sull'inserimento vincente di Murano dopo appena 9 minuti. Un peccato di distrazione che costa caro perché il Catania accusa il colpo e fatica nella costruzione del gioco. Di positivo c'è che anche in una serata non da ricordare le uniche azioni che firma il Catania, che si accende nel finale di tempo e meriterebbe il pari, e nella ripresa la formazione tenera spinta oltre 600 tifosi attacca con Merelli che nel finale respinge un piazzato di Donnarumma. A fine gara momenti di tensione si sono registrati proprio nel settore ospiti, tutto rientrato dopo lo schieramento in campo degli agenti in divisa e il lancio delle magliette da parte dei giocatori. La questura di Crotone e la Dicosi Catania però stanno effettuando indagini per individuare i responsabili. Intanto, tornando al campo, da domenica in casa contro il Foggia sarà campionato e ci vorrà un Catania più continuo ed attento. Pensiero alla prima di campionato anche per il Siracusa, che dopo essere stato eliminato dal Foggia deve preparare l'esordio di lunedì a Salerno, ma l'attenzione è puntata sull'extracampo, con il presidente Ricci chiamato a dare sostanza alle parole dell'ultimo comunicato. Mercato, fideiussione e garanzie per l'allenatore sono le priorità. L'unica siciliana a superare il turno di Coppa Italia è stato il Trapani, ma ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per avere la meglio su un Picerno ben organizzato. Tempi regolamentari terminati 1-1 con il vantaggio lucano di Pugliese, pareggiato da Fischinaller a 2 minuti alla fine. Un'altra piccola pausa per noi, a fra poco. Amici, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e una buona serata.